Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, ancora una vittoria per il Palermo che al Barbera batte la Juve Stabia 1-0 grazie al gol di Le Duran. Rosanera adesso quinti in classifica. Marco Gullà. Per la prima volta in questa stagione il Palermo colleziona 2 vittorie consecutive. Rosanero che al Barbera danno seguito alla vittoria sul Modena della settimana scorsa, 1-0 alla Juve Stabia grazie al gol di Le Duran e 3 punti che permettono ai siciliani di agganciare proprio i campani in classifica al quinto posto. Il Palermo vince con il minimo sforzo, anche se la Juve Stabia per le occasioni create avrebbe certamente meritato di più. Strepitosa la prestazione del 38enne Sirigu, bravo a sventare 2 nitide occasioni per le Vespe. Una partita non bella, soprattutto nel primo tempo. Dionisi ha confermato la stessa formazione della settimana addietro, ma questa volta il Palermo gira a vuoto con la Juve Stabia quasi padrona del campo nei primi 45 minuti. La migliore occasione arriva sui piedi di Candellone che da posizione centrale tira forte. Sirigu riesce ad evitare il gol. Sulle corsie esterne i rosa balbettano, l'unica occasione degna di nota per la banda di Dionisi ce l'ha Le Duran che però non riesce a fare meglio di così. 0-0 a fine primo tempo. Ripresa, la Juve Stabia parte meglio, gli ospiti fanno girare palla con qualità, i rosa faticano a trovare i tempi del pressing. Brunori dalla distanza, Thiam respinge, il pubblico rumoreggia. 61esimo, miracolo di Sirigu su Adorante che aveva calciato forte di destro da dentro l'area. Il portiere del Palermo si fa trovare pronto. Dionisi opera i primi cambi, mette dentro Vasic e proprio dai piedi del neoentrato nasce l'occasione del vantaggio. Thiam non è preciso sul tiro del centrocampista, Le Duran è un falco e corregge in rete. 1-0. Palermo che si sveglia ma non approfitta degli spazi lasciati dagli avversari che spingono forte fino alla fine senza però trovare la rete del pareggio. Una vittoria d'oro per la formazione rosanero che inizia nel miglior modo possibile questo 2025, 2 vittorie consecutive e quinto posto. Primo punto del 2025 per il Catania, Picerno finisce 1-1. Adesso sentiamo l'allenatore del Catania Domenico Toscano al microfono di Marco Carli. La squadra è rimasta sempre in partita, sapevamo dove accettare l'identità del Picerno che hanno questo palleggio continuo, devi rimanere concentrato e non disunirti. L'abbiamo fatto bene, abbiamo concesso poco al Picerno, abbiamo rischiato di prendere gol su uno svarione nostro, abbiamo fatto gol, potevamo fare il 2-0, non l'abbiamo fatto, poi la cosa che dobbiamo, i dettagli poi fanno la differenza, portano a casa le vittorie. Su palla inattiva potevi fare molto meglio di come abbiamo fatto sul gol subito. Abbiamo creato anche con Guglielmotti un'altra occasione per raddoppiare in un campo difficile contro una squadra che gioca, ama giocare e devi accettare questo tipo di gioco. Però la squadra è viva, mi è piaciuto, chi è entrato ha fatto anche bene, quindi partiamo da qui in avanti. Ieri sera per 3-0 del Trapani sul Taranto, ultimo in classifica, 2 le reti messe a segno da Lescano, il servizio. Una vittoria per 3-0 quasi annunciata ieri sera, quella del Trapani sul Taranto, squadra ultima in classifica, figlia di una società in piena crisi, Cesar Provinciale imbottita di giovani. Gara iniziata con i botti, quelli però dei petardi lanciati in campo dai tifosi del Taranto che dopo appena 3 minuti dall'inizio ha costretto l'arbitro a sospendere per circa 4 minuti la partita. Poi si è presa la scena Facundo Lescano all'asciutto da 3 partite che di gol ne ha messi a segno 2, portando a 17 il suo bottino personale in campionato. Il primo al 12° sugli sviluppi di un angolo di Benedetti deviato di testa in rete dal centravanti argentino. 2 interventi del giovane portiere Caputo al 28° sul Lescano e al 40° su un tiro di Benedetti hanno impedito al Trapani di chiudere la partita nel primo tempo. Al quarto della ripresa però Anatriello, appena prelevato dal Messina, ha servito al Lescano il cross del 2-0. Il Taranto si è fatto vivo nei pressi di Uicai soltanto al 9°, ma Mastro Monaco ha mancato clamorosamente alla rete del 2-1. Appuntamento che non falliva al 32° Ciotti, bravo a siglare il 3-0 su un cross del neoacquisto Ciotti. Mercoledì sera per il Trapani impegno molto più difficile, la gara di andata della semifinale di Coppa Italia col Rimini.
E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.